buongiorno, ben ritrovati alla prima edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura una tragedia che ieri ha sconvolto la comunità siracusana. Un ragazzo di 18 anni si è tolto la vita a Cassibile. Il corpo del giovane è stato ritrovato nella casa in cui abitava con la famiglia. A fare la tragica scoperta è stato il padre che ha trovato il figlio senza vita e senza poter far nulla per salvarlo. E rimaniamo in tema di suicidi. Un giovane avrebbe tentato di lanciarsi dal ponte Oreto a Palermo. Due passanti, marito e moglie, notando il ragazzo avrebbero chiamato il 112, salvandogli così la vita. La polizia, dopo la segnalazione, è giunta sul posto a bordo di alcune volanti, facendo desistere il giovane dal gesto estremo. Sono riusciti a calmarlo e a bloccarlo appena in tempo. Il personale del 118 si è poi occupato del trasporto all'ospedale civico per verificare le sue condizioni di salute. E ci spostiamo a Lampedusa, dove è stato salvato invece un bimbo di appena 2 anni. Due poliziotti hanno soccorso un piccolo migrante. Il bimbo ha rischiato di morire soffocato a causa di una crisi epilettica. Si trovava all'hotspot con la madre, affidato alle cure dei medici e per fortuna fuori pericolo. È in chiusura un maxi furto avvenuto ad Agrigento. Ignoti malviventi sarebbero entrati nel deposito di un'autocarrozzeria in via Scifo. Approfittando dell'oscurità della notte sarebbero riusciti a portare via ben 7 veicoli parcheggiati all'interno della struttura. Il furto rimane avvolto nel mistero. Ci si chiede per esempio come siano stati rubati e trasportati i mezzi. A fare la scoperta è stato il titolare dell'autocarrozzeria, che ha chiamato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione volanti della questura di Agrigento. Al vaglio degli investigatori la presenza di telecamere che potrebbero far luce sull'accaduto. È tutto per questa edizione, nuovi aggiornamenti a mezzogiorno. A più tardi. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.